Bella raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, siamo su MotoGP, siamo ancora 12esimi in grid ragazzi, come in Austria. E niente, partiamo con doppia gomma media, voglio provare la doppia media perché nelle prove tutto, sì la gomma soft chiaramente è prestazionale, però l'ho vista un po' in difficoltà nella lunga durata, il carburante è sempre un po' di più per spingere al massimo, quella ragazzina con l'ombrellino, la grid girl mi gasa, io direi di andare Gran Premio di Silverstone. Scatenare sto cazzo d'inferno, dai fioi. Vai, andiamo Gran Premio di Silverstone, Gran Premio prestigiosissimo. Dopo il grande terzo posto un po' rubato. Dobbiamo continuare su questa, attenzione qua, miraggio fuori. Subito un incidente. Abbiamo bisogno di incidenti davanti però, che noi non siamo sportivi. Ecco là, erroraccio. Non mi dà penalità, ho rallentato, è andata veramente di culo, ho perso una posizione rispetto al via, ma quantomeno non ho preso penalità e già questo è tanto. Qualcuno si butta proprio con arroganza, vediamo se l'arroganza paga, di solito no. Andiamo un po' lunghi, stiamo rischiando, si vede. Tira fuori il gambino, tira fuori il gambino, non il pipino, attenzione perché sono cose un po' diverse come. L'importante è non sbagliare. L'abbiamo visto in Austria. Abbiamo visto in Austria cosa vuol dire non cappellare. Portare a casa un podio incredibile, un podio irridato. Però Alcume comunque ha preso confidenza. Preso confidenza, qua andiamo un po' lunghi forse, leggermente sì. Ok, lotta vera. Ok, prendiamo il cordolo, siamo noni, non malissimo. Avremo la miscela, quella bella, il miscelotto obeso. Bisogna vedere miscela 1 il nostro andamento. Comunque primo giro non male, va bene. Ok, miscela 1 se no non arriviamo a fine gara. Non hanno danni leggeri, ai brutto errore qua. Speriamo la moto sia comunque in condizioni buone. A volte vedi la fretta. Di certo c'è molta più dimestichezza, c'è molto tutto. Una buona rimonta dalla 12ª piazza, siamo ottavi, ma possiamo fare ancora meglio. Dai. No, vado lungo, dimmi di no. Certamente non presa bene comunque. Scodata, ma stiamo guidando, cercando di guidare il più puliti possibile. Ecco, appena detto, cazzo. Quando la perdo non c'è niente da fare, devo frenare, se no addio, ritiro. Se ne stanno andando i primi 7 però, Questi sono il punto dove guadagno di più di solito, questo è l'inizio. Ma li ho presa male. La moto appena a danni leggeri è ingovernabile. Governabile, cioè non c'è niente da fare, non riesco più comunque a fare traiettorie, diciamo, non dico ideali perché non le faccio mai, però diciamo buone, quindi diciamo che la posizione, però diciamo l'ho detta un po' di volte, non ancora questo diciamo, zio cane, Cume, sta calmo. Comunque l'8º posto penso sia l'esatto migliore che possiamo fare, qua però ci hanno veramente sverniciato male, Questa è la situation, perché è più bello, è più elegante, è più comendiano quando c'ha almeno solo danni leggeri, solo un piccolo colpo e la moto non è più come prima. Bellissimo ma anche fastidiosissimo. Faccio mancano le traiettorie del talentissimo. Devo
per cercare di tenere l'ottava piazza dobbiamo usare tutta la pista, senza chiaramente penalità, ma questo è quanto. Ok, sempre ottavo posto, a questo punto mi va anche bene per come si è messa la gara. Vediamo ancora Michele Auro gli ultimi 2 giri a bomba nella speranza di qualcosa davanti, che può sempre di zio cane succedere. Quindi con la moto perfetta sicuramente non andavo lungo qua, ma ne sono sicurissimo. E qua vai di gambino, ma con calma, di gambino ma con calma. Questa proprio non riesco più a farla ormai. Meno male che almeno la moto è un po' migliorata, come prestazioni la sento comunque un po' più governabile, un po' più veloce. Si percepisce sta cosa, se non riesco proprio a parlare bene. Ok. Devo andare veramente piano, altrimenti è retired. Ormai l'obiettivo è mantenere l'ottava piazza, questo è il risultato massimo che possiamo fare. Danni moderati, no vabbè, non puoi darmi danni moderati, però che schifo, questo proprio non me l'aspettavo. Adesso è durissima, con danni moderati è durissima, ancora, cioè mi colpisce lui e dà danni moderati a me, va bene. Mi sta fregando i danni in questo momento, porca. Vabbè, anche l'ottava piazza è andata con una moto così difficile recuperare. Peccatus, veramente peccatus, anche perché non ho fatto niente di male, secondo me, nel senso nessun danno mostruoso. La moto è finita, l'aero, la. Un altro contatto e rischio di danni critici, che vuol dire ritiro. Dai, almeno il nono posto, cavolo. Attenzione, Vignales fuori, forse davanti a noi. Speriamo. L'innominabile, sì. Ah, ma sono un coglione. Siamo ottavi. Oh, incredibile, davanti sbagliano, non c'è niente da fare. Questa è la cosa in assoluto più bella, finalmente, che ha messo. Per piacere non toglietela mai. Ho recuperato una posizione così come nella realtà. No, sti cazzo di binari. Brava Milestone, o Milestone. A Silverstone, dai cazzo, dai. Con la moto della Chicco finita ormai. Ho la moto veramente conclusa. La moto non esiste più. Danni moderati 2 volte, ma sbandati, sì, ancora. Ma non puoi stare attento, bagnaia della merda. Cioè devo perdere la posizione e lui mi viene addosso e prendo io danni moderati e so stronzo magari la moto perfetta. Ah, riperdo l'ottava piazza. In verità la moto è andata, però non sono neanche fortunato, sinceramente. Devo frenare, se no sì. Ancora danni. Mi vengono addosso loro però, ragazzi. Sì, stiamo crollando adesso, sì, si crolla. 12esimi. Siamo veramente finiti. Purtroppo, adesso dobbiamo sperare in incidenti di massa davanti. Di massa, no il pilota. Quello della top 10 mi dispiace perché non lo meritiamo assolutamente, però qualcuno vuole così. Arrabbiat, ragazzi, arrabbiat. Davanti a noi siamo 11esimi, però no, ma siamo finiti. Guarda che roba, ci supera chiunque. Peccato perché con la moto perfetta all'ottavo posto era proprio sicuro, e forse anche il settimo. Vara. Loro vanno il triplo adesso, purtroppo. Ma è colpa nostra, soprattutto per i primi danni. Dopo ce ne abbiamo un po' subiti dagli avversari, però
Pazienza, va bene, dai. Bello così, ce la stiamo sudando questa prima stagione, veramente in sofferenza. Adesso vediamo nel final lap come andiamo, cosa riusciamo a fare. Ormai siamo già a metà giro del final lap. Quando frenare tanto è l'ultimo settore che non riesco a farlo proprio. Già è un settore che faccio fatica. Con la moto così devo rallentare tanto e ho perso 3 posizioni, non sono poche, in una curva. Vabbè, la moto non esiste più. No. Calma, come relax. Mi ributto in dentro alla grande qua. Me la sono almeno ripresa all'11ª. Beh, tanto vince Vizioso, ma ce la siamo ripresa. Finiamo comunque in positivo con un 11° posto che poteva essere 7º, ma va bene lo stesso. Dobbiamo avere pazienza, non siamo ancora pronti per i grandi obiettivi. Porterà in zona podio per assistere alla cerimonia di premiazione, ma nel frattempo 2 ritiri Vignales o Vino per gli amici e Mir o Miraggio. Noi vediamo la classifica, manteniamo il 10° posto con un buon vantaggio di 12 punti. Va bene, mi va benissimo, questo è quello che dovevamo fare. Pian pianino, con la calma e la pazienza. Arriveranno risultati migliori, tanto il 3° posto dell'Austria, io me lo tengo stretto. Ok. Buono, stiamo sviluppando tutto. Raga, un saluto dal Comendone Veneziano. Prossimo GP. Gran Premio del Sitges. Un saluto dal Comendone Veneziano. Ciao!